Iniziata la stagione, un gran caldo, come hai visto i ragazzi, insomma, questo gruppo che si sta allenando qui al Poggio? Beh, tanta gente nuova, tanti invitati, tanti ragazzi giovani, gran bella energia, molto entusiasmo. Alla fine dell'anno scorso ce l'eravamo detti, per cominciare serviva tanto entusiasmo e sono veramente contento di questo. Rispetto alla scorsa stagione non c'è il doppio allenamento, ma una sessione bella intensa nel pomeriggio. Beh, chiaramente pregi e difetti di tutto, allenarsi col fresco sicuramente aiuta tanto, ti facilita l'aumentare la qualità, diciamo. Il doppio allenamento però poi lo paghi al pomeriggio. Qua hai un solo pensiero, ti alleni una volta solo, paghi il caldo sicuramente, però tra virgolette via il dente, via il dolore. Mi pare di aver capito, per quanto riguarda così un po' la preparazione, che si usa molto di più l'ovale, nel senso che anche quando si tratta di fare esercitazioni dal punto di vista fisico, comunque si corre sempre con l'ovale in mano molto spesso. Bah sì, questa è una scuola che insomma ormai negli anni si è evoluta abbastanza verso questo, e la palla è sempre in mezzo, fitness game vari, ci sta, aumenta l'entusiasmo, fa venire voglia di giocare e di conseguenza si riesce a correre di più. Questo è la preciso numero per te? È l'ottava. Ormai inizio a sbagliare i conti, dovrebbe essere l'ottava. L'ottava. Qui a Mogliano, Sì, qui a Mogliano. Diciamo che insomma ognuna di queste ha le sue caratteristiche. Volendo dare un po' così una definizione a questo inizio di stagione rispetto alle precedenti, come vogliamo dal punto di vista così eticarlo, insomma? Sicuramente molto intensa. Intensità e entusiasmo secondo me sono gli aggettivi più accurati per ora. Siamo all'inizio, però direi che questi due sono quelli che la caratterizzano meglio. Grande entusiasmo per un campionato che vuole dare entusiasmo ai tifosi. Finalmente, mi verrebbe da dire, la prima partita del campionato si gioca in casa, e già questo c'è di diverso abbastanza. Sì, no? Era da un po' che non succedeva, e sicuramente bello iniziare in casa. Sarebbe bello anche finire in casa, onestamente, perché anche quello in realtà poi tra una cosa e l'altra ci capita poco, però lo start in casa sicuramente la prima è una partita sempre un po' particolare, sempre molto emozionante, e farla in casa propria aiuta, dà molto stimolo. Hai guardato un po' il calendario? Allora, si dice sempre bisogna guardare una giornata alla volta, però è chiaro che ci sono calendari e calendari, nel senso che certo. Dipende un po' se c'è un'alternanza tra partita semplice e partita difficile, eccetera. Allora, diciamo subito che trovare partite semplici è un po' complicato. Il problema è che non si può fare i conti adesso, nel senso che i conti li puoi fare solo su carta, che conta poco niente, perché poi nel momento in cui ci sono le prime partite, le prime 2 o 3, inizia un po' a delinearsi un pochino quello che sono i comportamenti, un pochino anche i valori e i percorsi delle squadre, quindi inizialmente è difficile. Biella non per forza è finita dietro di noi, ma col mercato che ha fatto e tutto, di sicuro non me l'aspetterei come una partita facile, ecco. Quindi sono conti che non si possono fare attualmente, soprattutto con il mercato che c'è stato. Bisogna aspettare un attimo, prendere partita per partita, e poi si può fare determinati pensieri riguardo all'andamento, a partite più o meno, diciamo, gestibili, perché le partite diventano facili durante la partita, non iniziano mai facili. Per quanto riguarda così il pubblico, insomma, qui a Mogliano c'è sempre grande voglia di vedere un certo tipo di rugby, magari anche di qualità. Beh sì, allora speriamo, lo staff è stato molto chiaro con noi, vogliamo sicuramente fare un gioco molto propositivo, un gioco divertente, e questo sicuramente aiuterà il pubblico. Noi ci teniamo da morire, chiunque sia abituato a venire alle nostre partite, ai nostri terzi tempi, sa benissimo quanto ci teniamo al nostro pubblico e quanto siamo legati a loro, quindi intanto approfitto per invitarli qua sin da inizio campionato, se non prima dalle amichevoli, perché noi ci teniamo veramente tanto, noi a loro, e quando loro ci sono sentiamo il loro calore, quindi
Mi sembra anche mi sento di dire che anche loro ci tengono molto a noi, quindi è bello così, deve migliorare ancora di più questa cosa. Anche perché se c'è un gioco divertente poi i tre quarti hanno la possibilità di correre e divertirsi anche loro. Chiaro, no? chiaro, e si ha anche la possibilità di dare un pochino più spettacolo, di creare un pochino più di show per il pubblico. Ecco, questo sarà un campionato che molto probabilmente avrà in testa alla stagione, insomma, probabilmente dico io Rovigo e Reggio Emilia, no? Come due squadre. Petrarca forse è un po' diminuito, cosa dici tu? È difficile, non è che non voglio sbilanciarmi. No, non ti sbilanci. Non è che non voglio. Valo Rugby comunque sembra la squadra. squadra. Valo Rugby sicuramente è estremamente favorita, solida perché lo era e si rinforza, quindi di fatto sicuramente è una favorita. Ecco, su questo non c'è dubbio. Rovigo anche, io su Petrarca aspetterei un attimo a spendere delle parole perché è un'incognita, è l'incognita di questo campionato. Il fatto è che negli anni si è sviluppato comunque un rispetto tra le squadre e Petrarca è tutto meritato per quello che hanno fatto, per la quale non mi sento di dire che per per il mercato questo o quello, una questione di soldi, non mi sento io da giocatore di andare a screditare una squadra prima ancora che inizi un campionato, diamogli l'opportunità di far vedere quello che sanno fare, poi parliamo.